arrivas. That's what she just did one punch for me. You know what I'm saying? This is good. You can't fuck. Come here, observe this matter now. So what is this up? These girls, man, they don't get you, Jerry. Buongiorno Italia, oggi è il 1° aprile 2020, volevo condividerti un po' di ansia, perché? Allora, come sai devo andare al centro di medicina che è in un'altra città, ok? Cioè non è la paura che mi fermino eccetera, assolutamente, devo andare a fare una visita, insomma un controllo per appunto problemi di salute, qua che ho la micosi e in teoria anche l'ascesso in gola che non è andato via del tutto. Però come ti anticipavo, con questa emergenza coronavirus che c'è in giro, andare in un centro di medicina o comunque in un ospedale capirai insomma che è abbastanza pericoloso, insomma sono i luoghi un po' più a rischio, no? Perché? Perché è negli ospedali, in quei posti lì che c'è la gente malaticcia e comunque c'è anche tanta gente, insomma speriamo bene, dai, andiamo. Questa, come puoi vedere, è la situazione delle strade. Ovviamente faccio come tutti i vlogger, aspetto che non ci siano macchine che passano e avvio la registrazione in modo da far sembrare il tutto più deserto di quello che è. Oh, a me piace dire la verità, e che ci devo fare? Young there, only you know la first for Facebook, boss lady for Snapchat. Bronze guess, you the one see what, but yet you never love a man like that. All your guests and about the post, fake bad you the carry and you the boss. I'm not sure when I not just 50k. Scherzi a parte, devo dire che andando per le vie principali non ho mica notato nessuna differenza di traffico, cioè mi sembra lo stesso traffico che c'è sempre, insomma. Dietro di me la solita colonna di 2 o 3 macchine, oppure probabilmente c'è un po' meno traffico, ma non tanto meno da accorgersene, infatti io non me ne accorgo, insomma. C'è una cosa però che non capisco, e quando io dico che non capisco una cosa significa che non capisco tutta sta gente con le mascherine in auto da soli. No, non l'ho capita. Cioè la mascherina in teoria dovrebbe servire perché tu, starnutendo o sputacchiando eccetera, non contagi gli altri, ok? Ma a parte quello, in macchina, al chiuso in macchina da soli, tutti con sta mascherina, no, non la capisco. Lo so amore, sì, siamo arrivati, sì, c'è il CP che deve sganciare, sì, infatti me l'ha fatto notare, diciamo, con una scoreggia estrema e puntando la porta, ma siamo arrivati, manca 3 km. Beh, al centro commerciale non c'è poca gente, cioè il centro commerciale è quello con il supermercato, però tieni conto che è anche orario di pranzo adesso, quindi non è orario spesa. Ok, dovrebbe essere qui, eccolo là, sì, l'edificio nero. Ok, vabbè, ci sono macchine, ma neanche tante. Ok, CP resisti. Non so se lasciargli il camper al sole con le finestre aperte, sì, è meglio. No, aspetta, mi sono dimenticato che ho un pulmino. Vado in mezzo alla strada. Sì, dai. Niente, in questo caso, visto che il parcheggio non è tanto occupato, c'è spazio, ce n'è a volontà, ci si gira e ci si parcheggia di lato. Là ci prendiamo qualche parcheggio, abbastanza. E quindi dove abito oggi, niente sban, niente un parcheggio, d'altronde. Era un falso allarme cane, 1, 2, 3, 4. Beh, potevo stare in 3 però. Ah, guarda, vediamo una cosa che non avevamo visto, il tettuccio che si può aprire anche in corsa. Guarda, prendo queste maniglie, stringo e tiro su, tac, ecco là. E lui fa il circolo d'aria, no? Cioè incamera l'aria, lo puoi tenere un po' aperto sia di qua che dalla parte, oppure dalla parte dietro, oppure poco tutti e due. Io qui a 100 metri avrei il supermercato che mi serviva della roba da mangiare e vedo com'è la situazione. Oh, sembra di essere appestati tutti con le mascherine. Aspetta, perché la Alessia mi dà sempre robe strane da prendere. Allora, cos'è sta roba? Corsia 2, le robe senza glutine, Mixi Universal. Dove cazzo lo vedi te quella roba là? Nutro dell'odio per quella ragazza quando mi fa fare ste robe.
secondo una mia media su 30 persone 2 non avevano la mascherina, tra quei 2 c'era Singano. Ovviamente Singano, altro che la distanza di 1 metro, Singano tiene la distanza di almeno 5 metri, però notavo, no, che c'è questa convinzione, seppur inconscia, che questa pestilenza sia nell'aria, quindi non che il contatto avvenga tramite persone, bensì che ci sia proprio nell'aria, perché vedi persone distanti, diciamo, da tutto e da tutti, che si coprono proprio la bocca, no? Che stanno attenti a tutto quanto. Quindi veramente, per quanto magari si dica in giro, diciamo che non passi nell'aria, ma la gente dentro ha sta convinzione. Ah, wow, nel frattempo si è riempito di macchine, giusto per alimentare un po' le mie fobie, no? Ciao CP! Beh ragazzo, se non me lo sto sfruttando il frigo grande, eh sì, qua l'occasione migliore, non è neanche strapieno. Idem il congelatore. Wow, è bellissimo, perché mi stava salendo appunto un pochino l'ansia, no? Dato che tra un po' devo entrare, allora ho detto ma leggo un po' le news, no? Il governatore del Veneto, Luca Zaia, in diretta a Facebook: i numeri cominciano ad andare nella giusta direzione, ma la preoccupazione maggiore restano le case di cura. Ma porca di quella troia! Un appuntamento alle 16:55, Torino Laringoiatra. Primo piano, ambulatorio 1. Si accomoda davanti, chiama il medico. Grazie mille. Grazie. Ok, molto velocemente, anche perché fino a un certo punto può interessarti la salute di Singano, nel senso le magagne, insomma a te interessa magari giusto che Singano non muore, ok? Quindi continuerà a farti video. La Micosi ha detto che è andata via, io comunque ormai già che ci sono finisco le pastiglie. Io ho ancora qua il coso, il segno dell'incisione tra virgolette recente, ha detto è per quello che la senti, ha detto non è il fumo che ha fatto ste robe, ovviamente fumare fa male, fumare ti irrita la gola, fumare ti fa sentire di più sta roba, senz'altro, però non è stato il fumo. Dopo là vabbè, mi ha spiegato, adesso non ti sto neanche a dire cos'era precisamente, perché non riuscirei a ritradurre correttamente, no, quello che mi aveva detto. Minchia Italia che schifo, ma ha infilato una roba tipo di 1 metro giù per il naso che andava fin giù, me l'ha fatta scendere in gola dal naso, mamma mia, con una torcia là che guardava il computer, tutto quanto, porca miseria. Vabbè, comunque Singano è sano, però niente, continuare comunque a non fumare. E adesso io comunque, per concludere, lui mi aveva detto bisogna fare comunque un tampone faringeo, e dopo che abbiamo fatto sto tampone ti do sto spray, mi ha prescritto uno spray, però ha detto solo dopo il tampone. Il problema è che adesso col discorso emergenza coronavirus non fanno i tamponi in gola, insomma, ecco, quindi dovrò risentirli dopo il 14 aprile. Vabbè, insomma, dai, comunque bene. Ritorniamo in quel di Jesolo, che per quanto sia in regola, abbia tutte le carte del centro di medicina eccetera, però comunque mi sento più tranquillo là. E ragazzo, ti anticipo, stasera ci troviamo con la troupe, facciamo una videochiamata con Google Duo, che è un'app interessante che ho scoperto da poco, e vediamo cosa abbiamo da raccontarci. Ciao, dopo! Per muovere il camper il meno possibile, 1,285 ragazzo, gasolio, boia. Ah cazzo, è tutto chiuso. No, niente, volevo fare GPL ma è tutto chiuso, quindi dovrò andare a Jesolo alla mattina. Sì, non ero in riserva, però già che ero per strada e che avevo il camper in movimento, hai capito, avrei fatto il piano di GPL. Vabbè, dai, adesso sarò a metà o poco più di metà, però sempre per ottimizzare le uscite adesso vado a farmi l'acqua, quindi vedi, ci vuole sempre un po' di buon senso, no? Tutto nell'ottimizzare le cose, quindi le uscite al supermercato, fare la spesa grande eccetera eccetera non sono le uniche cose da valutare, bisogna valutare tutto a 360 gradi, soprattutto nel caso mio che non ho i rifornimenti infiniti nel camper, tanto non è una casa, non ha l'allacciamento al gas, all'acqua eccetera, vedo di unificare tutto il più possibile. Quindi riempiamo tutti e 2 i serbatoi e rimettiamoci stanziali, ragazzi. Però è abbastanza da panico vedere l'ambulanza che passa con gli autisti, cioè che sembravano 2 palombari, con a parte aveva la tuta, oltre alla mascherina aveva la tuta, gli occhiali, dovete vedere che roba. Riflessione delle 5 meno un quarto del pomeriggio, sto guidando su una strada urbana con limite massimo di 50 km/h, ok?
sono i 60 km orari, perché vuoi che un po' il pieno di acqua eccetera eccetera, tengo un po' più su di giri il motore per farlo sforzare meno, no? E quindi qua più pesante sono, più veloce devo andare, quindi sono sui 60. Questa è la regola di Pulmin, i 50 li può fare, ma dopo se è troppo pesante i 50 fa fatica, no? E mi sorpassa come un caccia un SUV, ok, dopo che io già ero fuori del limite massimo di velocità, con l'adesivo attenzione bambino a bordo. Ma attenzione a chi? Cioè, chi è che deve fare attenzione? Wow, deserto, qua c'era sempre gente fuori dai bar, alla fermata dell'autobus, guarda, più nessuno, guarda che roba. Il cimitero è chiuso, spero. Ah, boh, manco col coronavirus li lasciano tranquilli. Per riempire l'altro serbatoio, invece di usare la gomma quella ultra chilometrica, preferisco girare il camper. Eccolo. Vai Sigari!